La prima cosa che noto su questo tavolo è l'elefante, che è un porc bonheur, poi ha la proboscide all'insù, quindi sono molto porta bene, vero? Confermate, sì. Questo è il figlio, perché quello grande è in piazza, esatto, è là davanti. Devo dire grazie per questa ospitalità straordinaria che ho ricevuto, grazie per il calore, l'affetto. Devo dire che anche questa mattina uscire dall'albergo è stato impegnativo, perché ci sono tanti amici che vogliono incontrarmi, io sono veramente onorata e felice di essere in questa bellissima Sicilia, felice di essere nella bellissima Catania e per come dire, onorare la mia presenza qui questa sera ho scelto di indossare delle creazioni di uno stilista siciliano perché mi sembrava anche un regalo alla bella Sicilia. Non posso spoilerare di più ovviamente perché se no come dire, capite già che tipo di abiti saranno, ma sono molto felice anche di questo. Noi accontenteremo tutti, dai nipoti ai nonni, avremo un pubblico, mi auguro, numerosissimo in piazza, ma già Paolo Salvaderi mi raccontava che durante l'allestimento del palco il pubblico era già presente, quindi domani sera io mi aspetto davvero una serata incredibile dal punto di vista dell'affetto, dell'amore, della partecipazione. Dal canto nostro, guardate, ce la metteremo veramente tutta per regalare uno spettacolo unico, perché come diceva il nostro assessore Amata, la Sicilia merita questo, Catania merita questo, e allora evviva Catania, evviva Capodanno in musica, sarà uno spettacolo straordinario. Grazie a tutti voi per il supporto e per essere qua. Grazie.